Assessore Carmela Cantone, due grandi eventi sportivi domenica ad Agrigento per promuovere soprattutto il territorio agrigentino. Assolutamente sì, due manifestazioni che portano complessivamente circa 1500 persone ad Agrigento, che realizzano quindi uno dei sogni di questa città, che è la promozione del nostro territorio in vista di Agrigento, capitale della cultura. Due persone speciali, Cristian Licata col suo staff, Antonio Calamita col suo staff, delle due manifestazioni della mezza maratona e di Acrabike, che hanno saputo riempire di contenuti una manifestazione. Io ringrazio queste due associazioni che veramente portano economia ad Agrigento. Pensate solo ai pernottamenti di circa 1500 persone e se vengono addirittura con un'altra persona quello che portano al nostro territorio in termini di pernottamenti, ristorazione eccetera. Ma la cosa più importante è che mi preme sottolineare che forse abuseremo un po' della pazienza dei nostri concittadini, ai quali non chiedo scusa perché non stiamo facendo nulla di male, però semplicemente li mettiamo in guardia già sin da adesso che domenica ci sarà qualche disagio per gli agrigentini che devono scendere a Saglione. Spiegheremo in conferenza stampa in dettaglio i percorsi alternativi da fare. Sono due manifestazioni importanti che nessuna delle due poteva essere spostata, quindi abbiamo avuto grandi difficoltà col sindaco, con tutta la giunta a far combaciare queste cose, però devo dire che grazie alla buona volontà di entrambi gli organizzatori e soprattutto della Polizia Municipale siamo riusciti a far quadrare le cose. Speriamo bene, ripeto, chiediamo anche la collaborazione dei nostri concittadini. Cristian Licata, tutto pronto per la prima gran fondo di mountain bike nella Valle dei Templi di Agrigento? Sì, tutto pronto, finalmente dopo mesi e mesi di duro lavoro ci siamo riusciti a cercare di portare a termine questa prima grande manifestazione ciclistica nell'Agrigentino, che voglio sottolineare, nella storia di Agrigento non si era mai vista una gara di mountain bike. Sarà in programma domenica 14 aprile, il territorio è abbastanza vasto perché come ritrovo avremo Casa San Filippo, per poi i biker scendere, fare la rotonda del Villaggio Mosè, risalire lungo la via Panoramica dei Templi, immettersi nell'area boscata di Giunone, poi ripercorrere di nuovo il parco della Valle dei Templi per poi allontanarsi nelle frazioni di Mondaperto, Giardina Gallotti e poi fare strada di ritorno. Un modo anche per promuovere le bellezze archeologiche della città. Certo, in vista del 2025, come per Agrigento, capitale della cultura italiana, vogliamo ricordare bene che lo sport è cultura, quindi abbiamo voluto mettere a centro proprio la città di Agrigento per promuovere il territorio bellissimo che questa città propone e che non tutti purtroppo conoscono. Quanti sono i partecipanti? Ad oggi siamo circa 250 partecipanti. Io volevo ringraziare l'amministrazione comunale, chiedere scusa comunque alla città di Agrigento perché si sono venuti a creare due grandi eventi nella città il 14 aprile, noi la mezza maratona, e devo dire che l'amministrazione comunale è stata abile nel gestire queste due grandi manifestazioni anche nella situazione del traffico veicolare. Quindi voglio sottolineare anche che grazie alla nostra manifestazione è stata bonificata l'area del Parco Icori, dove sono stati rimossi tutti i rifiuti, e io per questo voglio fare un grande appello ai cittadini di Agrigento e non solo. Cerchiamo di non sporcare di nuovo il Parco Icori perché è un bene comune per tutti e grazie a questa manifestazione sarà di nuovo restituito alla collettività e a quanti vorranno passare una giornata in quest'area attrezzata bellissima come il Parco Icori. Domenica alla mezza maratona della Concordia, giunta quest'anno alla 20ª edizione. Sì, grazie a tutto quanto siamo riusciti a portare a termine anche l'organizzazione di questa manifestazione. Dobbiamo ringraziare l'amministrazione comunale, i servizi della protezione civile, i vigili urbani, perché nella giornata del 14 aprile ad Agrigento sarà una giornata di sport, perché avremo non solo la nostra mezza maratona, ma ci sarà anche un evento di bike e quindi tutta la città sarà coinvolta in questo. Noi chiaramente preghiamo i cittadini di essere pazienti, di godersi lo spettacolo e di sopportarci invece con i loro applausi. La nostra gara
parte come al solito da San Leone, dal viale Falcone Borsellino. Questa volta ci spostiamo verso il club nautico e da lì faremo i nostri 21 km percorrendo in parte il viale dei Pini per 2 volte, il viale delle Dune, e poi saliremo verso la via Sacra. Poi ridiscenderemo a San Leone e sono 21,097 km, una mezza maratona. Un evento che registra sempre un afflusso di tantissimi amatori, siamo 1080, che sono un bel numero di runner per una gara del Meridione d'Italia. Quindi l'appuntamento è domenica 14 aprile, venite a San Leone per applaudire i runner che vengono da tutte le parti della Sicilia e d'Italia.